Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, alle notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani annuncia il rimpasto. Più che un rimpasto sarà un restyling, faremo una valutazione ad ampio raggio e non avrà carattere punitivo, non ci sarà alcuna vendetta. Con queste parole rilasciate ieri al Giornale di Sicilia, il presidente della regione Renato Schifani annuncia la rivisitazione della giunta insediata dopo le elezioni del novembre scorso. Il più esposto e in pericolo sembra Mimmo Turano, assessore all'istruzione e alla formazione professionale, imputato secondo i boatos, oltre che di aver sostenuto il sindaco uscente a Trapani facendo perdere il centrodestra, anche di non aver dato gran prova di sé nella gestione dello spinoso capitolo della formazione. In discussione anche l'assessore di Fratelli d'Italia ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Interessata a una valutazione potrebbe essere anche la delegazione di Forza Italia. Il Ponte ha il nuovo CDA per la Sicilia Ida Nicotra. La rinata società Stretto di Messina ha di nuovo finalmente un consiglio di amministrazione. I ministeri dell'economia e delle infrastrutture hanno nominato i manager Pietro Sciucci, che presiedeva la vecchia società, eletto amministratore delegato, e Giuseppe Recchi, eletto presidente. L'ANAS ha indicato Eleonora Mariani e la Regione Calabria Giacomo Saccomanno. La Regione Siciliana infine ha nominato la docente catanese di diritto costituzionale Ida Nicotra. Un altro serio passo avanti sembra sia stato fatto. Appaltato l'ultimo tratto della ferrovia Palermo-Catania, aggiudicata ad un consorzio con capofila WeBuild per 1.300 milioni di euro l'ultima gara della ferrovia Palermo-Catania per il tratto Fiumetorto-Lercara. Si tratta di una linea a doppio binario di circa 30 km, di cui 20 in galleria. Alla fine dei lavori la percorrenza tra le due maggiori città siciliane sarà inferiore alle 2 ore. Risultato importante, anche se, come diciamo sempre, non si tratta di alta velocità. Ferrovie dello Stato investirà circa 90 miliardi in 10 anni in Sicilia e Calabria. In un convegno organizzato a Messina dalla CISL, l'amministratore delegato di FS Luigi Ferraris ha dichiarato che nei prossimi 10 anni il gruppo prevede di investire in Sicilia e Calabria circa 80-90 miliardi di euro, di cui molti già finanziati. Il ponte, secondo Ferraris, sarà dunque inserito in un ampio contesto infrastrutturale. Sequestrate alla Caronte 3 navi per le isole minori. Il GIP di Messina ha ordinato il sequestro di 3 navi della Caronte Tourist che effettuavano il servizio passeggeri tra Palermo e Ustica e tra Milazzo e le Isole Olie. In corso anche il sequestro di beni per 30 milioni di euro. Secondo l'accusa, le 3 navi non sarebbero state idonee a trasportare viaggiatori a mobilità ridotta, come invece dichiarato nella partecipazione al bando regionale. Indagate 4 persone per frode in pubbliche forniture. Il presidente Schifani ha annunciato che la regione si è subito attivata per ridurre i disagi che il provvedimento ha potuto determinare ai passeggeri. Primi nidi di tartaruga del 2023, Pachino e Marina di Modica. Si apre ufficialmente la stagione della nidificazione delle tartarughe marine sulle coste italiane. È siciliano il primo nido di tartaruga. Nei giorni scorsi è stato individuato nella spiaggia Morghella a Pachino, a seguire è individuato un altro nido a Marina di Modica. Ieri poi il primo nido di tartaruga nella spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Pronto il WWF con il suo network tartarughe e il progetto europeo Life Euro Turtles per la tutela dei nidi, che va da adesso fino ai primi giorni di ottobre. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.